Siamo ormai a maggio qua, i negozi, molti avrebbero già aperto, si sarebbe... Beh, ora i riscaldamenti direi che non è proprio il caso di tenerli accesi, al massimo il clima per i più scaldarosi, ma però per assurdo a me l'aria sembra tutto uguale, non capisco. Vieni qui cane, irrispettoso del codice della strada. Sì, sei rosso! Beh, tale cane, tale padrone, colpa tua cane, comunque. Aiuto! Aiuto, ai ai ai, abbiamo ritrovato la lucertola, aiuto, dov'è? Senti, eccola là. Ah, ma sei un po' rinco, sei, ferma lì. Amy, dai che forse è di qua. Io l'ho sentita di qua, che dopo si è spostata di là. Dopo vedi tu. Amy, qui due. Due. Visto? Te l'ho detto io. Eccola là, vedi? Che prova a schiacciare con le zampe anteriori. Cioè gli è venuto distinto a fare quel gesto, quel movimento. Questo no, lui prima, con tutte e due assieme. Tipo adesso che ha saltellato, però l'ha fatto nell'asfalto. E lei smuove, diciamo, fa un po' di casino da tutte le parti per incitare la preda ad uscire. Però le berobetole, amore, sono furbe, anche per quello ti faccio giocare, perché non le prendi alla fine. CP! Guarda, disgraziata. Dai che andiamo. E dice, no, ma ci sono le lucertole. Amy! Dai! No, ci sono le lucertole, non capisci. Guarda, le ho trovate. Pagliaccia. Amy, dai, andiamo. Purtroppo in questi casi devo arrabbiarmi. Se mi arrabbio mi ascolta. Attento. Amy, vieni qui. Porco cane. Hai visto? Così, io non voglio arrabbiarmi, ma mi tocca. CP, ci sarebbe sta nuova stradina da esplorare. Vai Caipai, corri libero e felice come una farfalla. No, non va libero e felice. E qua cosa hanno buttato? Un morto? Vedi, se non c'era il discorso delinquenza che ti dicevo, qua puoi entrare, vedi? Da là, tra lo stop e il coso, puoi entrare, fai tutta sta stradina, guarda, e ti cazzi col camper, guarda qua, anche qua, sotto all'ombra, il cane può stare anche libero, perché almeno tenuto sott'occhio non è che si allontana, e guarda che bene che sarebbe, porca miseriazza. E invece no, abbiamo la possibilità, in quanto esseri umani, di creare questi piccoli angoli di mondo, ossia le città, i paesi, come fossero degli angoli di paradiso. E invece no, cioè dobbiamo ancora continuare a vivere nella savana, no? Come quando tu esci e hai paura perché trovi il leone, trovi la pantera, eccetera. No, mamma mia, che schifo. Ma perché devono buttare le scoasse dappertutto? Io non capisco, cazzo, è pieno di bidoni ovunque. Jesolo, la varacca là, guarda. Sacchi pieni di immondizie, c'è robe da deficienti, guarda, lattine. Deve essere deficienti, ma sai perché? Perché Jesolo che ho girato molto l'Italia, Jesolo è forse la città che ha, basta con questo telefono, è la città che ha più bidoni delle immondizie in assoluto, ma addirittura anche differenziata, e bidoni e bidoncini ovunque. Quindi per lasciare dei rifiuti a Jesolo bisogna essere veramente deficienti. Temo di aver divagato e di aver perso il filo del discorso. Comunque stavo dicendo che in realtà viviamo ancora come nella savana, dove tu non puoi fare le tue cose in tranquillità, hai capito? Cioè non puoi neanche addirittura lasciare la macchina o un camper o una cosa in un posto tranquillo, o te la rubano o te la spaccano. Robe da matti, sempre proprio scemi. Sì, dai CP, abbiamo scoperto più o meno una strada nuova, dai, adesso di qua si esce e via. Cos'è? Ah, una cavalletta gigante. Aspetta, perché il mio cane è rincoglionito, non deve mica la lava. Guarda che no, sembra una rondine da come sbatteva le ali. Sì, va bene, GoPro sicuramente non l'avrai vista, vabbè, purtroppo. No, ho una voglia che mi ritorni la macchina fotografica, sia per divertirmi un po' con le foto, ma anche per fare il vlog, perché sì, ok, va bene la GoPro, infatti ti ho detto, era stata presa anche per situazioni come queste, tipo io adesso per fare sta passeggiata non mi sarei portato via la Sony, hai capito? Perché è semplicemente una passeggiata, eccetera. Però se nel mezzo della passeggiata succede qualcosa, vedo qualcosa o mi viene in mente di parlare di qualcosa, con la GoPro ce l'ho in tasca, tiri fuori e via, no? Cioè questo è il bello della GoPro, audio e video è quel che è, però ragazzi cara,
E beh, con le lucertole almeno non vuole ucciderle. Ce n'era una ferma distratta lì al sole, lei è andata vicino e basta, cioè, avrebbe potuto prenderla 1000 volte da quella vicinanza, eppure no, si è avvicinata e basta, solo giusto per vederla. Le vede un po' più come, tra virgolette, un gioco, no? Perché sai che sta razza ha un alto istinto predatorio, quindi tipo gli metti anche una macchinetta radiotelecomandata, una roba del genere, va via di testa sta qua. Basti vedere le scenate che fa ogni volta col drone, vero CP? Porco cane, per far volare il drone devo chiuderlo dentro, devo chiudere il cane perché sennò mi vanta il drone, lei proprio non ce la fa a trattenersi. Che adesso credo anche lo venderò, perché hai visto, ho messo anche un video in chiusura dove c'è la sigla che vedi un po' scuretto di un volo qua dove avevo parcheggiato il camper. Però nonostante abbia provato i due tipi di stabilizzazione della GoPro, che è una stabilizzazione pazzesca, cioè vedo dondolare, non c'era neanche tanto vento, quindi io non capisco. Speravo di fare dei capolavori con la GoPro, o almeno pensavo di fare dei capolavori con la GoPro 8 attaccata al drone, invece così non è. Eccoci a casa. Allora, come sai, beh, scusa che ho ancora il letto da fare, mi sono appena svegliato prima. Davanti appunto ci sono gli oscuranti esterni, no? Con l'Armaflex e tutto. Qui dove batte la parte dove batte il sole, no? Cioè, ho tirato gli oscuranti e chiuso anche le tende, quindi non entra caldo, non riscalda il camper. Le due finestrelle qua sono aperte tutte e due, però qui siamo dalla parte dell'ombra, quindi da qui non batte il sole. E visto che comunque c'è un po' d'arietta, l'oblò l'ho lasciato tutto aperto, che così entra aria anche da di là. Se ci sono dentro io, porta aperta e via, insomma, ecco. Oh Italia, so che interessa a pochi, però a qualcuno interessa. Allora, della Sony A6400 non mi è ancora entrato il reso, e io quella volta avevo chiesto il reso sul buono regalo di Amazon, in modo tale a non spendere i 2 euro di carta di credito, no? Perché poi lo avrei utilizzato per acquistare la A6600, no? Cosa succede? Ce n'è una presa praticamente nuova, usata su Amazon, di A6600, che mi costa molto meno di prenderla nuova, è venduta e spedita da Amazon, e io avevo paura di perderla. Allora li ho chiamati e mi hanno spiegato che una volta che arriva il buono, ovviamente tu non devi consumare neanche 1 euro di quel reso che arriva nel buono, tu puoi chiamare Amazon e fartelo spostare nella carta di credito o nel conto bancario. Quindi bene, mi sento molto più tranquillo, il che significa, esatto, che ho comprato subito adesso la 6600 con il suo bellissimo rig che ha l'attacco per il microfono non solo laterale, che non va davanti al monitorino, che laterale, quindi la perfezione. Io ho preso anche 2 batterie col suo caricabatterie, alle batterie maggiorate, la 6600, e soprattutto rispetto alla 6500 che volevo prendere ma poi è salita notevolmente di prezzo, ha il monitorino che si ruota, cioè quando devo fare il vlog per me è indispensabile, cioè non tanto per, cioè sì, anche per vedermi come sono le luci eccetera, ma anche per inquadrare più o meno, no? Hai capito? E quindi sì, ne sarei rimasto, per il tipo di uso che ne faccio io, molto scontento della 6500, per quanto sia una macchina eccezionale, però appunto per l'uso che faccio io, ragazzo, la 6600, che apprezzerò tanto di quella macchina, a parte vabbè la messa a fuoco migliorata, tutto quello che vuoi eccetera, che è la più veloce al mondo, ma la stabilizzazione integrata, quindi sì, video meno traballanti, hai capito? Un po' tipo effetto GoPro, non a livelli della GoPro ovviamente, cioè comunque se cammini mentre riprendi vedi mosso, ok? Però per le riprese a mano libera è veramente un aiuto pazzesco. No, come non detto, il pagamento non è stato accettato, questo tramite conto corrente bancario, forse perché l'importo è troppo alto. Adesso proviamo a vedere se ho soldi a sufficienza nella carta di credito. Se mi rifiuta anche questo, niente, chiamo la banca e vediamo se è possibile fare qualcosa. Adesso non lo so. Come no? Aspetta. La roba, la fotocamera, le righe, le batterie, consegna prevista 28 maggio. No, perché? Cioè, ho capito che sono io quello che ha detto in un video vecchio che avevo fatto che non bisogna aver pressa, stressare i corrieri eccetera eccetera, però accidenti, più di un mese, ma è successa sta roba? Si saranno sbagliati a scrivere? L'Italia, la Lesce mi ha fatto lo yogurtino. Cioè, oh, se funziona, se funziona bene il congelatore, guarda che figata, è durissimo, bellissimo, sono molto contento di sto frigo, tutto ragghiacciato. Ok,
devo mangiarlo con calma, se no ti batte in testa. No, vabbè, perché ti dico, ho provato nel periodo invernale, come ti avevo già detto, non mi convinceva tanto sto frigo. Adesso che inizia a far caldo, boia! Quindi speriamo insomma che anche col caldo cacca sia così, perché veramente la roba è freddissima e soprattutto una cosa che interessava tanto a me, che mi piaceva tanto, oltre ad avere il congelatore grande, avere il congelatore che funzionava per mettere i gelati. Io non ho mai avuto gelati in camper, o meno ho provato, ma dopo si ammorbidivano, capisci? Venivano tutti morbidi. Cioè veramente, quindi, guarda. Italia, no veramente, ritiro quello che avevo detto sul mio frigo. Pensavo fosse una cagata come gli altri, invece funziona.